Oggi sono di nuovo nella zona di Moggio, Monticello, Moggessa, Stavoli. La scorsa settimana nel giro, quello che ho fatto fino sulla cima del Monticello, ho potuto ammirare queste borgate dall'alto, quindi mi è venuta la curiosità di tornarci per quanto riguarda le Moggesse, mentre a Stavoli è la prima volta che ci vengo, non ci sono mai stato, quindi insomma avevo un po' questa curiosità di fare questo giro e venire a visitare questi borghi, diciamo fantasma, dove ormai non ci vive più nessuno, ma comunque che non sono stati del tutto abbandonati. Ci sono diverse case vacanze e tra l'altro probabilmente anche oggi troveremo, immagino, qualche, tra virgolette, residente, perché abbiamo incontrato un paio di persone già che salgono, qualcuno anche con materiali per fare qualche riparazione, quindi probabilmente troveremo qualcuno. Siamo partiti da Campiolo Alto, e abbiamo preso il sentiero che costeggia il torrente Glagnò e abbiamo fatto la prima mezz'oretta sotto sull'alveo. Adesso invece si inizia a risalire questa montagnetta, diciamo, circa 400 metri, e arriveremo a Stavoli, il primo dei 3 borghi che andremo a visitare oggi. Siamo arrivati al primo villaggio, questo è Stavoli. Ci abbiamo messo dalla macchina poco più di un'ora, con calma, e adesso visitiamo un po' il paese. Ci sono le spiegazioni delle case, delle zone, ci sono delle foto storiche e le case, qualcuna almeno, riporta o la data di costruzione o di ristrutturazione.
Abbiamo appena lasciato Mogessa di là, ci abbiamo messo quasi un'oretta per fare il tratto Stavoli-Mogessa. Praticamente siamo scesi parecchio fino di nuovo al torrente Glagnò, l'abbiamo dovuto attraversare togliendoci gli scarponi e poi siamo risaliti, un sentiero abbastanza ripido che appunto ci ha riportato che ci ha portato a Mogessa di là. Abbiamo fatto un giro dall'anno scorso, da un paio di anni. C'è un piccolo ristoro, una piccola attività, fa panini con la salsiccia, caffè corretti, birrette. Praticamente è una casa privata, fuori un piccolo chioschetto. Ormai oggi è probabilmente l'ultimo giorno, anzi oggi forse era già chiuso, ma comunque ci hanno fatto il caffè. E quindi è davvero figo. Conta che qui ci arriva una strada, si arriva solo con le jeep ed è una strada forestale molto stretta che praticamente parte da Grauzzaria, un altro paesino minuscolo in su. E questi due signori però durante tutta l'estate, non credo tutti i giorni, penso i fine settimana, però vengono su, tengono aperto e insomma fanno qualcosina da mangiare. Adesso stiamo camminando sulla vecchia mulattiera che collega le due Moggesse e tra l'altro è molto ben sistemata. Stanno lavorando, c'è un piccolo scavatore un po' più alto e adesso qui siamo quasi una strada. Sembra un lavoro appena fatto, insomma. Ad ogni modo l'altra Moggessa non si raggiunge in macchina, è solo appunto questa mulattiera, magari ci passano le motocarriole. Una volta giunti a Moggessa di qua prenderemo un sentiero, una traccia nera che praticamente ci tornerà a portare giù ai piedi del torrente. Anche lì dovremo guardarlo, in teoria leggendo delle recensioni si riesce a guardare saltando tra i sassi senza togliere le scarpe e poi praticamente ci torniamo a immettere sul sentiero che abbiamo fatto questa mattina senza dover fare ulteriori risalite. Il sentierino che collega Stavoli a Moggessa di là è un po' faticoso perché c'è una bella, a un certo punto si impenna di brutto nel bosco, è un po' stretto, diciamo diventa un po' per escursionisti un po' esperti perché è un po' ripido, stretto, in alcuni punti un po' c'è un po' di ghiaino, quindi diciamo che se fino a Stavoli è una passeggiata tranquillissima, poi il passaggio qui Stavoli-Moggessa magari c'è qualche difficoltà in più. Abbiamo superato anche Moggessa di qua, il paese forse è un po' più grande dell'altro, sicuramente è meno, diciamo, ristrutturato. Siccome non ci arriva la strada, purtroppo sono state recuperate molte meno case rispetto a Moggessa di là. Qui la storia delle Moggesse è legata, vabbè, ai fasti insomma, al periodo buono prima della prima guerra mondiale e tra le due guerre mondiali. Poi ovviamente con la fine della seconda guerra mondiale, le mutate condizioni economiche, il paese si era già praticamente svuotato, restavano alcuni anziani che resistevano. Poi la botta finale è stata data dal terremoto del 76, il quale ha distrutto entrambi i paesi e ovviamente i pochi che erano rimasti e i sopravvissuti hanno abbandonato definitivamente questi due borghi e praticamente anche Stavoli, insomma la sua storia è abbastanza simile, come anche tutti i paesetti qua della valle, diciamo della valle di Grauzzaria. A Moggessa di là, ti dicevo, arriva la strada, mentre
poi tra le due Moggesse circa una mezz'oretta, 20 minuti di comoda mulattiera. Poi adesso noi abbiamo attraversato il paese e poco dopo, 5 minuti dopo la fine del paese, abbiamo abbandonato il sentiero CAI e la mulattiera, quella che porta a Moggio. Adesso siamo su un sentierino, sulle carte tabacco viene indicato come una traccia nera, che praticamente ci porterà in discesa sul gretto del torrente, lo attraverseremo e poi torneremo a innestarci sul sentiero che abbiamo percorso questa mattina per andare a Stavoli. La traccia per ora è molto buona, sembrerebbe anche questa una vecchia mulattiera, c'ha tutti i muretti a secco, quindi probabilmente, anche se non segnata, sembra comunque mantenuta bene per il momento, poi magari degrada di brutto, ma intanto direi che è un sentiero abbastanza semplice. Bene, siamo quasi giunti al termine della gita di oggi. Devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito dalla bellezza dei luoghi e dalla bellezza dell'itinerario che abbiamo percorso oggi. Un itinerario di bassa quota attraverso delle vallate splendidi. C'è questa, la valle del Glagnò, di questo torrente fantastico, anche le altre, pieno di affluenti, ci sono un sacco di torrentelli, c'è moltissima acqua e poi ci sono questi versanti che cambiano continuamente, si passa da un bosco di faggio, bosco di pino nero, poi ci sono dei tratti con gli sfasciumi, solo ghiaie, veramente veramente bellissimo. Oggi sono davvero stupito dal giro che abbiamo fatto. Davvero non credevo di trovare questa varietà di luoghi e questo ambiente selvaggio, e la cosa bella è che nonostante questo ambiente selvaggio non abbiamo avuto nessun problema con i sentieri. Anche quei due che abbiamo percorso, che non sono tracce CAI, sono segnati come percorsi di traccia nera sulle cartine tabacco, erano entrambi perfetti. L'unico disguido, ma alla fine è stato qualcosa di divertente, è il fatto che abbiamo dovuto guardare 2 volte il torrente togliendoci le scarpe, perché non c'era alcuna possibilità di guardare, diciamo, attraverso dei sassi, quindi abbiamo dovuto fare così. C'è da dire che il torrente non è molto freddo, cioè ne ho provati di peggio, bene o male i tratti da guardare sono corti, quindi si arriva oggi, vabbè, il 1° novembre, ma non fa tanto freddo e oggi ce l'abbiamo fatta. Probabilmente sì, gennaio-febbraio magari inizia a essere un po' dura, però per oggi ce l'abbiamo fatta, per cui ecco, se vuoi fare questo giro tieni ricordati che c'è questo passaggio del fiume, poi magari nella bella stagione d'estate c'è un po' di meno acqua e si riesce con un salto o anche passando con gli scarponcini, si riesce a farlo. Oggi era impossibile perché l'acqua arrivava in entrambi i guadi fino al polpaccio. Con l'itinerario di oggi abbiamo toccato 3 borghi diciamo fantasma, dove fino a 50-60 anni fa c'era ancora qualcuno. A Mogessa l'ultimo abitante era un signore che lavorava in miniera a Cave del Predil,
che ha deciso di trascorrere la vecchiaia lì a Mogessa di qua, è morto nel 2018 e adesso i borghi effettivamente sono fantasma, tranne che nel fine settimana e durante le vacanze. I sentieri sono tutti perfetti e sono veramente delle opere di ingegneria di una volta. Ci sono i muretti a secco, le scalinate, i ponticelli, è veramente veramente bellissimo. E sono proprio, come dicevo, sono veramente contento del giro che abbiamo fatto oggi, mi è piaciuto un sacco, quindi veramente anche io ti invito a cercare luoghi del genere. Ogni tanto lascia perdere le mete gettonate, prendi la macchina, vai in un posto e scopri, esplora. Questo deve essere anche andare in montagna, esplorazione, magari non arrivare neanche andare per la meta, andare per camminare con calma, ascoltare, sentire profumi, rumori, il bosco, qualche scorcio. Oggi non abbiamo avuto praticamente nessun panorama ampio, siamo sempre stati tra le vallate, ma veramente ci sono stati degli scorci stupendi, bellissimi. Che io sappia, qui in Friuli, oltre alle Moggesse, ci sono altri paesi. Ce n'è uno nel Pordenonese, in Val Tramontina, Palcoda, anche là sono stato parecchi anni fa. È simile, paese raggiungibile solo con sentiero, quello a dir la verità è un po' diroccato, questi sono messi un po' meglio, ma come paesi così ce n'è tantissimi qui, in Valdogna, in Val Racolana, è pieno di paesi dove magari ci arriva anche la strada, quindi adesso diciamo sono un po' più moderni, però le vecchie mulattiere, i vecchi sentieri di una volta ci sono ancora e spesso chi vi abita o alla casa li tiene bene, li tiene da conto, quindi non è nemmeno difficile che bisogna andare a ravanare e si rischia di perdere. Poi ovvio a chi piace il ravanage anche di quei posti ce n'è tantissimi qui in Val Meduna, Canal di Cuna, quei posti lì sono veramente super selvaggi. Tra l'altro itinerari perfetti da fare in questo periodo, a chi non piace la neve, chi ha paura del ghiaccio. Itinerari di bassa quota, qui non si trova neve, non si trova ghiaccio, non ci sono difficoltà. L'unica cosa può essere appunto magari sentieri poco segnati, però se ci si informa alla fine anche quel problema si supera facilmente. Bene, allora siamo arrivati, adesso dovremo ritrovare le pecore che abbiamo trovato stamattina e quindi io spero che questo video ti sia piaciuto, spero di averti mostrato una parte particolare del Friuli, che a dire la verità oggi abbiamo trovato persone, quindi questo itinerario è comunque conosciuto ed è una cosa che tra l'altro mi fa anche piacere, perché insomma spesso questi itinerari sono completamente abbandonati. Quindi spero che il video ti sia piaciuto, ti ricordo di andare sotto in descrizione dove ti lascerò la traccia e beh basta, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto! Ciao!